Sicilia Acque ha scritto alla regione siciliana minacciando di ridurre del 75% l'immissione in rete della risorsa potabile nella provincia di Agrigento per il credito vantato di 22 milioni di euro con AICA, l'azienda agrigentina che si occupa di fognature acqua, che a sua volta da tempo ha disposto controlli e richieste di pagamento ai municipi morosi. Dalla regione hanno fatto sapere che il governo aveva già predisposto un prestito da 20 milioni di euro per aiutare l'azienda agrigentina AICA a saldare i debiti con Sicilia Acque, da reintegrare poi con una sforbiciata delle liquidità regionali destinate ai comuni. Gli enti locali però avrebbero rinunciato all'offerta, chiedendo invece un fondo perduto, ipotesi considerata dalla regione non praticabile. Un'emergenza, quella agrigentina, che deriva da gravi morosità, numerosi allacci abusivi e decine di migliaia di utenti non in regola. Sicilia Acque, la società di sovrambito che gestisce il servizio in gran parte della Sicilia, rischia il fallimento, ma la questione non riguarda solo Agrigento e la sua provincia e coinvolge anche i territori di Trapani, Caltanissetta ed Enna, nonché gli ambiti di Palermo e Messina e i due paesi tra Catania e Ragusa. A Trapani la situazione è molto più grave. A Sicilia Acque replica la presidente della CDA di AICA, Danila Nobile, che in un video dice: quando un'azienda che ha un credito chiede il pagamento può discutere, negoziare, trovare soluzioni oppure far causa, ma quando un'azienda rifiuta qualsiasi mediazione, inclusa quella proposta dal Tribunale, significa che la logica è diventata un'altra. La Nobile continua affermando: quando si dice o tutto o niente, allora bisogna avere il coraggio di chiedersi se si vuole davvero una soluzione o si sta spingendo verso il disastro che non colpirebbe AICA, ma colpirebbe 400.000 cittadini. Chiedo ancora una volta senso di responsabilità non per AICA, ma per la Sicilia, per la provincia di Agrigento e per le famiglie che non possono essere ostaggio di una trattativa societaria. Cari cittadini, sono Danila Nobile, il presidente del CDA di AICA. Nelle ultime ore è stato pubblicato un articolo che ha generato grande preoccupazione in tutta la provincia di Agrigento. L'articolo parla della possibilità che l'acqua fornita da Sicilia Acque venga ridotta fino a 50 litri al secondo, una quantità che paralizzerebbe la città e l'intero territorio. È mio dovere, come presidente di AICA, dire a voi cittadini la verità, rassicurare la popolazione e spiegare cosa stiamo facendo per difendere il diritto all'acqua. La lettera citata nell'articolo non è stata scritta da AICA, è stata scritta da 3 componenti del Consiglio di amministrazione di Sicilia Acque, tutti nominati dalla Regione siciliana. È dunque una lettera interna alla governance di Sicilia Acque, non una posizione assunta dal territorio o da AICA. Ed è una lettera che contraddice apertamente il richiamo al senso di responsabilità che l'assessore Francesco Colianni aveva espresso poche ore prima durante una videoconferenza con noi e con Sicilia Acque. In quella sede l'assessore aveva chiesto a tutti, e sottolineo a tutti, di mantenere responsabilità e prudenza, proprio per evitare minacce o annunci che potessero destabilizzare il territorio. Eppure, poche ore dopo, quella stessa richiesta di prudenza sembrerebbe essere stata ignorata. C'è poi un passaggio fondamentale che deve essere chiarito. Se oggi Sicilia Acque parla di rischio fallimento, di certo non è per le somme non ancora definite con AICA. Ricordo a chi ci ascolta che Sicilia Acque ha ricevuto 100 milioni di euro dalla regione siciliana per i dissalatori mobili, altri 67 milioni per la gestione triennale dei dissalatori e finanziamenti per investimenti e manutenzioni. Non voglio parlare anche dello stato dei dissalatori, perché questi investimenti riguardavano i dissalatori a pieno regime in attività. AICA invece non ha mai ricevuto un solo euro dalla regione siciliana all'interno della finanziaria regionale, neanche uno. La nostra richiesta di sostegno economico una tantum nasce adesso, in un contesto di emergenza che non dipende da noi. Siccità, reti con perdite oltre il 60%, un sistema regionale sotto pressione e un'eredità economica pesantissima. Non possiamo poi non sollevare un altro punto. Quando un'azienda che ha un credito chiede il pagamento, può discutere, negoziare, trovare soluzioni oppure far causa. Ma quando un'azienda rifiuta qualsiasi
mediazione, inclusa quella proposta dal Tribunale, significa che la logica è diventata un'altra. La proposta transattiva che abbiamo presentato noi come AICA era perfettamente coerente con quella formulata dal giudice del Tribunale di Palermo, quindi percorribile, equilibrata e soprattutto sostenibile.